Certo che la terza forza è certamente Oxef, che forse è ancora più attrezzato degli altri sul doppio chilometro. Macchina che lancia i concorrenti sulla retta opposta alle tribune, con Oklahoma e K che sta scivolando al comando nei confronti di O'Hara Musk, mentre parte bene anche OK Benedetta. All'esterno c'è Nela, mentre si sta ritraendo Ozak. Oklahoma e K un po' preso la mano a René Legati, che adesso cerca di dominarla un po'. Percorre comunque i primi 200 metri in 15,2. È rimasta in terza ruota la controfavorita Ninfa Yes, che adesso è costretta ad avanzare quando siamo sotto le tribune. E così dopo 400 metri in 38 è Oklahoma K al comando, Are Musk lì seconda, messa bene tra l'altro, Ninfa Yes che viene a spingere su Oklahoma e K. Cavalli che adesso giungono ai 600 metri, un parziale spinto questo per Oklahoma K e Ninfa Yes, con Oklahoma che cerca di rintuzzare Ninfa Yes, che è una passista davvero efficace, e così si arriva agli 800 con un parziale in 15,4. Oklahoma K e Ninfa Yes in coppia, adesso dalle retrovie è il turno a venire via di Oxef. Secondo in corda O'Hara Musk, poi in schiena c'è Nela, in schiena Ninfa Yes, quando si transita in 16,2 per questo paletto, con Oklahoma K che viene stappata, Ninfa Yes e Davide Cangiano che capiscono che Oklahoma K è un po' in difficoltà e così sotto le tribune passa a condurre, 15,4 per questo paletto, con Ninfa Yes che è passata. Davanti a Oklahoma adesso è Nela a spostare al largo quando siamo ai 600 finali, con Nela che va su Ninfa Yes trascinandosi Oxef, 16 per questo paletto, adesso Ninfa Yes si è riattaccata alla mano, all'esterno avanza il numero 7 il numero 1, mentre Ninfa Yes è sempre al comando. Cavalli che sono a metà dell'ultima curva, con al comando il numero 5 Ninfa Yes, sia il 7 di Match Griff che punta all'esterno. Oxef si è messa seconda in corda, poi ha spostato anche Maggio del Par, sbaglia Ninfa Yes. Quando siamo in ingresso addirittura è prevalente Match Griff, di dentro Oxef che però sbaglia anche lei, all'esterno Maggio del Par che va su Match Griff, i due a lottare, Match Griff e Maggio del Par sul palo. Dovrebbe essere ancora Match Griff nei confronti del numero 10, Maggio del Par, mentre per il terzo è l'1 di OK Benedetta, colpo di scena all'ingresso addirittura con Ninfa Yes che sbaglia anche Oxef, Match Griff che paga 39,31 sul palo, respinge probabilmente il 10 di Maggio del Par che paga 16,67 e poi l'1 di OK Benedetta 37,28, che quote. È tutto.